Oggi è il turno e lo sarà insomma spesso di Stefania Castellana, che è storica dell'arte ed è presidente di Arci Gagarin. Buongiorno Stefania. Buongiorno a tutti. Con te parliamo della situazione in Cittavecchia partendo dal crollo di 2 solai negli scorsi giorni in una zona che non è interessata al momento da quello che è stato definito il risanamento. Come la vedi tu la situazione della Cittavecchia da questo punto di vista, Stefania? Allora, partiamo col dire che il crollo dei 2 solai di Palazzo Axo, che è appunto sito in Cittavecchia, rappresenta come un avvertimento, l'ennesimo, inviato dalla Cittavecchia proprio per la propria salvaguardia, un urlo vero e proprio per ricordare a tutti che la Cittavecchia è lì, ma in attesa di essere in qualche modo salvata, che c'è ancora, noi siamo fortunati che esiste ancora la Cittavecchia, però ogni volta che c'è un crollo, questo ci ricorda che è lì ma non sappiamo ancora per quanto. Non ce ne possiamo nemmeno meravigliare più di tanto, perché la zona in cui appunto insiste Palazzo Axo, come giustamente detto, non è ancora stata interessata da interventi di risanamento. Per cui se dobbiamo ritenerci fortunati a non dover contare le vittime in questo caso, non possiamo tacere che episodi come questo sono molto frequenti. Proprio meno di un anno fa, a fine gennaio, una donna ha rischiato di perdere la vita per il crollo del muro inostabile in via Duomo franato sull'autovettura nella quale si trovava. È andata bene, nel senso la signora è riuscita a salvarsi, però è stato un episodio molto molto rischioso. I crolli tra l'altro si ripetono ormai con una frequenza che si fa sempre più inquietante ed è incredibile se si pensa a cosa abbia rappresentato proprio dalla metà del secolo scorso la Cittavecchia di Taranto nel dibattito pubblico. Il centro storico di Taranto, perché quello è il nostro centro storico, ha infatti catalizzato l'attenzione di alcuni tra i più eminenti intellettuali del secolo scorso. Mi vengono in mente Giulio Carlo Argan, Cesare Brandi, Giorgio Bassani, Antonio Cederna, per citarne solo alcuni, e loro si batterono a lungo assieme a operatori locali, Antonio Rizzo su tutti, per la sua difesa e tutela. Taranto inoltre ha costituito un esempio virtuoso in campo europeo dal punto di vista urbanistico, proprio grazie al piano di risanamento che l'architetto Franco Blandino ha redatto per il recupero della Cittavecchia. All'epoca, diciamo tra gli anni 60 e 70, il dibattito attorno alla tutela dei centri storici era inoltre di grande attualità e la progettualità quindi era molto ambiziosa ma soprattutto lungimirante. Oggi comunque, a distanza di 60 anni, ci troviamo ancora a contare questi palazzi che crollano, i solai che cedono e i muri che si sgretolano sotto la pioggia, cioè addirittura sono gli eventi atmosferici a causare queste frane. Nello stesso tempo siamo letteralmente bombardati da una continua narrazione di rinascita della città. Io credo che pensare che ci possa effettivamente essere una rinascita rinunciando al recupero della Cittavecchia è una cosa un po' fantasiosa. Si dovrebbe forse riflettere sul fatto che la rigenerazione del tessuto urbano e sociale dell'isola avrebbe bisogno di un lavoro costante, pianificato, che tenga conto di diverse situazioni e anche dell'emergenza abitativa. Un impegno che non può essere sostituito né dall'annuncio di interventi spot in luoghi diciamo più evidenti, come possono essere i vari restyling proposti di Piazza Fontana, di Piazza Castello o i waterfront o creare i salotti buoni, ma anche né si può affidare alla risoluzione di questa difficile questione attraverso l'intervento di privati e penso all'alienazione del patrimonio pubblico a €1. Chiaramente tutto dipende molto da quale visione sia della Cittavecchia da parte della politica di quei prossimi anni, se la si vuole rendere un ricettacolo di seconde case da affittare a visitatori occasionali o se la si vuole popolata di cittadini che possano prendersene cura giorno dopo giorno, semplicemente vivendola e restituendole un'anima. Dipende insomma dal valore e dal senso che si dà alla parola rinascita, secondo me.